Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Elezioni europee, in Sicilia vince Forza Italia e conquista 2 seggi e Di Tamaio, il più votato con oltre 121.000 preferenze. 2 gli eletti di Fratelli d'Italia, 1 per Movimento 5 Stelle, PD e Lega, conteso un ultimo seggio. Cateno De Luca non supera lo sbarramento e non approda a Bruxelles. Sicilia, possibile rimpasto alla regione dopo il voto. Trionfale il commento del governatore Schifani sul sorpasso di Forza Italia su Fratelli d'Italia. 4 morti sulle strade in poche ore in Sicilia, l'ultimo questa mattina in autostrada alle porte di Siracusa sulla 19, scontro tra un furgone e 2 mezzi pesanti. Emergenza rifiuti senza fine a Palermo, l'immondizia invade molti quartieri e in alcuni punti del capoluogo costeggia anche le spiagge. Catania, da oggi attivi semafori intelligenti per tutelare i pedoni, prossimo step l'entrata in funzione degli autovelox. Etna Comics, da record a Catania, la 12ª edizione della rassegna si chiude all'insegna delle 100.000 presenze e di una carrellata di ospiti nazionali e internazionali di rilievo. Calcio, il Catania verso l'ufficializzazione del nuovo tecnico, il club punta a definire a breve con Mimmo Toscano. Ancora ben trovati, apriamo il nostro telegiornale con i risultati del voto per le europee. In Sicilia Forza Italia è il primo partito, la lista più votata e conquista 2 seggi. Volano a Bruxelles anche Di Tamaio, mister preferenze con 121.000 voti, e Marco Falcone. Altri 2 i seggi per Fratelli d'Italia. Il dettaglio della situazione in Sicilia ce lo fa Adelaide Barbagallo. Sono 7 al momento i siciliani che voleranno a Bruxelles. Festa grande in casa Forza Italia, il partito più votato in Sicilia con il 23,7% di preferenze. Nella circoscrizione Isole conquista 2 seggi e spedisce in Europa Di Tamaio e Marco Falcone. Il primo, con oltre 121.000 voti, si conferma superstar e trascina la lista. Il secondo ha toccato quota 100.000. Solo terza Caterina Chinnici, l'ex candidata alla presidenza della regione con il centrosinistra e poi passata a Forza Italia, non andrà a Bruxelles. 2 seggi pure per Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni, candidata anche in altre regioni, ha il maggior numero di preferenze, ma ha già annunciato che farà un passo indietro e quindi lascerà spazio al secondo più votato, Giuseppe Milazzo, e al terzo, Ruggero Razza. Per il Movimento 5 Stelle, che pur perdendo terreno è comunque il terzo partito in Sicilia con il 16,6%, al Parlamento europeo va Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi, paladino antimafia, uomo scelto direttamente dal presidente ai Pentastellati Giuseppe Conte. Ce l'ha fatta anche Raffaele Stancanelli, candidato della Lega, che ha quasi doppiato il generale Vannacci voluto da Salvini. Il Partito Democratico conquista un seggio. Giuseppe Lupo viene eletto nella circoscrizione Isole, arrivando dietro solo a Eilish Line, che gli cederà il seggio. L'ex sindaco di Palermo, Leoluco Orlando, spera di agguantare uno scranno a Bruxelles con Alleanza Verdi-Sinistra. Fallisce l'obiettivo Bruxelles Cateno De Luca. Nonostante in Sicilia con la sua lista Libertà sia arrivato al 7,48%, più della Lega di Salvini, non ha superato lo sbarramento del 4% a livello nazionale. E il risultato elettorale apre scenari nuovi in Sicilia e possibilità di rimpasto nel governo della regione. Trionfale il commento del governatore Schifani dopo il sorpasso di Forza Italia su Fratelli d'Italia. Manlio Viola. Il voto per le europee non mancherà di avere conseguenze sulla Sicilia e sugli equilibri politici nella regione. Ciò perché il dato elettorale nell'isola è in assoluta controtendenza rispetto al dato nazionale e a quello europeo. In Sicilia infatti vince Forza Italia insieme a Noi Moderati e a tutto il centro della coalizione e supera Fratelli d'Italia, che quindi, seppur in salute, non è più il primo partito nell'isola. Le conseguenze sugli equilibri regionali sono inevitabili anche alla luce delle scelte che faranno alcuni assessori regionali eletti a Bruxelles. Se uomini come Di Tamaio
Maio e Marco Falcone decidessero di optare per l'Europa, contrariamente a quanto dichiarato in campagna elettorale almeno da Tamaio, questo aprirebbe certamente la discussione su successione e rimpasto. Ma il rimpasto potrebbe scattare prima della pausa estiva, anche se nessuno lasciasse la giunta, visto che c'è da ascoltare le pressioni degli autonomisti di Lombardo ed anche da affrontare la tensione che c'è stata in passato con Totò Cuffaro, che ha portato comunque la sua acqua al mulino di Forza Italia pur senza candidato ufficiale. Trionfale il commento del presidente Schifani, secondo il quale questi dati confermano che il partito è il naturale punto di incontro di moderati di ispirazione liberale ed europeista e confermano la Sicilia come storico bacino di consensi per Forza Italia. Qualcosa cambia anche a sinistra, dove il PD si ferma al 14% e viene scavalcato dai 5 Stelle che altrove sono dietro. Qualcosa cambierà sicuramente anche a Palermo, dove il gioco dei subentri potrebbe togliere un assessore al sindaco La Galla destinato al Parlamento regionale, così come Giuseppe Lupo del PD potrebbe aprire a subentri anche in Consiglio Comunale. E intanto ricordiamo che si votava anche per le amministrative in 37 comuni siciliani. Sono infatti cominciate appunto nei 37 comuni interessati che erano chiamati a rinnovare il sindaco e i consigli comunali le operazioni di scrutinio. Gli elettori chiamati al voto erano 462.281, ha votato il 58,05%, l'unico capoluogo che è andato al voto è Caltanissetta e vi riferiremo naturalmente dell'esito nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Il Parlamento europeo cambia volto con l'avanzata della destra da una parte e dei Verdi dall'altra, ma i moderati del PPE insieme ai socialisti e ai liberali restano maggioranza. Inizia dunque adesso il gioco delle possibili nuove alleanze. Ancora Manlio Viola. Con l'assegnazione dei seggi attribuiti all'Italia si chiude la tornata elettorale europea che era iniziata il 6 giugno e si disegna il nuovo Parlamento di Bruxelles. Il risultato delle urne italiane consegna il 28,8% dei consensi alla destra di Fratelli d'Italia e della Premier Giorgia Meloni, ma con un partito democratico forte del 24% e un Movimento 5 Stelle staccato che non raggiunge il 10%. Forza Italia non riesce ad andare neanche in doppia cifra e si ferma al 9,7%, tallonata dalla Lega al 9,1%. Avanza anche in Italia l'alleanza Verdi e Sinistra e ottiene il 6,6%, mentre restano fuori dal Parlamento europeo Renzi, Calenda, Santoro e tutti gli altri. Ma a vincere è soprattutto l'astensione, che si conferma in Sicilia identica o quasi a quella di 5 anni fa. Per Raffaele Stancanelli della Lega sono 2 i motivi. L'assoluta disaffezione degli elettori nei confronti in modo particolare dell'Europa, per 2 colpe, una della politica che non ha saputo spiegare fino ad oggi l'importanza dell'Europa nella vita quotidiana dei cittadini, dello Stato, delle istituzioni. Il secondo è l'Europa che spesso si interessa delle piccole cose e non si occupa invece delle grandi cose. Il combinato disposto di queste 2 criticità porta alla disaffezione e per convincere la gente ad andare a votare guardi che è dura, è dura. La vittoria della Le Pen in Francia, l'avanzata dell'ultradestra in Germania e in Austria e della destra europea in genere cambia la composizione del Parlamento, ma il centro rappresentato dal PPE resta maggioranza e viaggia verso un'alleanza con i socialisti. Per completare lo schieramento e pensare ad un secondo mandato per Ursula von der Leyen bisognerà però ampliare queste alleanze. La domanda che si pongono gli osservatori è se questa coalizione guarderà adesso alla sinistra verde d'Europa o alle nuove destre moderate come quella italiana. Scelte importanti anche per definire il futuro dell'appoggio europeo all'Ucraina nel conflitto con la Russia. E adesso cambiamo decisamente argomento. Le strade killer in Sicilia, 4 morti in poche ore nell'isola, l'ultimo questa mattina alle porte di Siracusa sulla 19, poi uno scontro tra un furgone e 2 mezzi pesanti. I disagi arrivano anche per la chiusura di un tratto della Catania-Siracusa. Sentiamo Tonino De Mana. 3 morti nel weekend, un altro in mattinata, strade siciliane sempre più insanguinate con una serie di incidenti che hanno seminato dolore e morte. L'ultimo, in ordine di tempo, si è verificato alla periferia di Siracusa dove è rimasto vittima un uomo di 51 anni. Lo scontro tra la sua moto e un'auto, una Fiat Panda, è avvenuto intorno alle 7 nella traversa San Tommaso vicino a Belvedere. Nonostante l'arrivo dei soccorsi per il Centauro non c'è stato nulla da fare.
Ragusa piange una coppia di musicisti, Angela Polizzi e Giovanni Cascone, che hanno perso la vita in uno scontro sulla statale 115 che collega Ragusa a Modica poco dopo il viadotto Costanzo. I due, che stavano rientrando da una serata trascorsa con amici a Scicli, erano in sella ad una moto di grossa cilindrata entrata in collisione con una Renault Clio guidata da una 28enne di Modica. Ad Acireale, in prossimità del casello autostradale, è invece morto Salvatore Papa, 46 anni, agente di commercio. Ed un altro incidente si è verificato questa mattina sulla A19 Palermo-Catania in direzione del capoluogo siciliano, in corrispondenza del chilometro 182 in territorio di Belpasso. Coinvolti un furgone e due mezzi pesanti, uno dei quali si è ribaltato, e da oggi fino a giovedì l'autostrada Catania-Siracusa è chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra i chilometri 25 ed 11 nella fascia oraria dalle 8 alle 16 e giovedì dalle 16 alle 24. Il traffico è deviato su percorsi alternativi segnalati sul posto. I lavori si rendono necessari per il ripristino degli impianti tecnologici dell'autostrada. Ed è emergenza rifiuti senza fine a Palermo. Ancora tanti quartieri sono invasi dall'immondizia, tanti roghi appunto appiccati ai sacchetti lasciati per strada e tanti rifiuti anche per quello che riguarda le spiagge. Sono davvero delle cartoline poco edificanti. Sentiamo Marco Gullà. Ancora roghi, ancora emergenza rifiuti a Palermo. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno effettuato 18 interventi in via Messina Marine, via Einaudi, via Cassarà, via Comiso, via Pensabene, poi via Gino Zappa allo Zen, ma anche nel comune di Collesano tra Bonfornello e Scillato. Qui siamo all'Arenella, a ridosso della spiaggia. I rifiuti costeggiano il litorale con i bagnanti che devono zigzagare per accedere al mare. In via Alia, Borgo Nuovo, a pochi passi dall'istituto Filippo Raciti, carcasse di elettrodomestici, abbandoni e rifiuti organici hanno ormai conquistato quasi l'intero marciapiede. L'olezzo si sente da decine di metri e avvolge i bambini che fanno il loro ingresso a scuola. Una cartolina che sintetizza l'emergenza di rifiuti nel capoluogo siciliano. Le periferie naspano tra l'immondizia con la RAP in difficoltà per la raccolta. Tra ferie e mancate assunzioni, l'azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti in città ha nette difficoltà e le immagini che giriamo quotidianamente ne sono una prova. Il caldo estivo non fa che peggiorare l'emergenza. A causa del cattivo odore molti residenti sono costretti a chiudere le finestre, anche perché il rischio è che topi e scarafaggi possano intrufolarsi nelle case. Da oggi a Catania in funzione i cosiddetti semafori intelligenti che sono stati installati per tutelare la sicurezza dei pedoni, ma si tratta soltanto di un primo step. Il servizio. Sono in funzione i semafori intelligenti, bisognerà stare attenti al rosso e non solo, perché bisognerà fermarsi entro la striscia bianca che vedete per evitare la contravvenzione. Il sacrificio di Chiara Adorno, travolta ed uccisa sulle strisce pedonali sul viale Andrea Doria, non è stato vano, perché sull'onda emotiva di quella tragedia il Comune di Catania ha fortemente voluto un sistema di monitoraggio elettronico per salvaguardare gli utenti ed in particolare i pedoni. Da un lato dispiace che devono accadere tragedie per migliorare, però adesso è molto meglio, molto meglio. Oggi ti senti più tranquillo? Sì, abbastanza. La situazione è migliorata parecchio da quando ci sono questi sistemi di sicurezza. Ti senti più tranquillo adesso? Assolutamente. Ecco quindi TX-Speed, in grado di rilevare le infrazioni di chi non rispetta il rosso. L'innovativo dispositivo, basato su tecniche di computer vision in tempo reale, è attivo tra i viali Odorico da Pordenone, Lorenzo Bolano ed Andrea Doria. Ma io credo di essermi fermato prima, perché? Perché lei ha oltrepassato la striscia bianca, quindi ci posso mettere qua. Quindi potrei prendere la multa? Bisogna stare più attenti, aveva ragione effettivamente. Appena in tempo, per qualche centimetro, perché adesso oltre al rosso bisogna stare attenti a questa striscia bianca. Perfetto, sì, è vero, è vero. È una questione di sicurezza in più per i pedoni. Sì, senz'altro, sono d'accordo. Preciso, perché ora il rischio è di prendere la multa se non ci si ferma il semaforo in circonvallazione. Ma noi sempre attenti, a prescindere dal semaforo. Prossimo step, l'entrata in funzione degli autovelox, velocità massima consentita a 50 km/h e l'installazione di semafori di nuova generazione con la rimodulazione dei tempi di attesa per l'attraversamento dei pedoni. La Procura di Agrigento ha disposto l'autopsia sui 12 cadaveri recuperati in acque libiche lo scorso fine settimana e trasferiti ieri a Porto Empedocle. Le salme dei migranti saranno seppellite nei cimiteri comunali, non solo dell'Agrigentino ma anche di altre province dell'isola. Davide Sardo.
Si contano 12 bare sulla banchina di Porto Empedocle, testimonianza dei risvolti tragici del fenomeno dell'immigrazione clandestina verso l'Europa attraverso la sua porta a sud, Lampedusa. Sono i cadaveri dei naufraghi recuperati in acque SAR libiche dalle ONG GeoBarents e Ocean Viking. Sono giunti con il traghetto di linea da Lampedusa. Ad attenderli le autorità istituzionali, militari, politiche e religiose. È una tragedia che non finisce, che viviamo tutto l'anno e purtroppo ancora di più vedere i bambini morti nel mare sono la speranza, il futuro. Per noi adulti è una cosa brutta da vedere. Sui corpi ripescati in mare, su disposizione della Procura, sarà effettuata l'autopsia nella camera mortuaria dell'ospedale San Giovanni di Dio. Soltanto a conclusione di esami e accertamenti, le bare potranno essere trasferite nei cimiteri comunali che, su richiesta del prefetto Filippo Romano, hanno offerto disponibilità di posti per la sepoltura. 6 andranno in provincia di Enna, 2 in quella di Caltanissetta, 1 in provincia di Trapani e le altre 4 resteranno nell'Agrigentino. Ci sarà ancora una salma che arriverà nei prossimi giorni, una bambina purtroppo molto piccola che addirittura, a quanto sembra dagli accertamenti medici, è morta di stenti durante il tragitto. Vuol dire che sostanzialmente non aveva cibo, che è un pensiero orribile. Non è che le altre morti siano migliori, per carità, però pensare che addirittura questi viaggi siano così pericolosi da non avere a bordo nemmeno il cibo necessario, i liquidi necessari per poter affrontare 2-3 giorni di navigazione, insomma, significa veramente che questi migranti sono nelle mani di trafficanti senza nessuno scrupolo. Sullo stesso traghetto sono stati imbarcati e trasferiti a Porto Empedocle 300 migranti appena approdati sulla porta d'Europa. A Palermo hanno rimproverato alcuni giovani sull'autobus di ritorno da Mondello perché urlavano e disturbavano i passeggeri. Per tutta risposta, 2 passeggeri sono stati picchiati e insultati. È successo sull'autobus dell'Amat 603 in via Imperatore Federico. Il gruppo di giovani, dopo l'aggressione, ha aperto le porte ed è fuggito. Ci fermiamo adesso per una breve pausa e torniamo tra poco occupandoci dell'entusiasmante bilancio di Etna Comics a Catania. A Catania la 12ª edizione di Etna Comics si chiude con un nuovo record di presenze, quasi 100.000 persone, con una carrellata di ospiti nazionali e internazionali di grande prestigio. Eva Spampinato. Un nuovo traguardo tondo tondo. Etna Comics chiude la 12ª edizione con l'ennesimo record. In 4 giornate sfiorate le 100.000 presenze, un turbinio di emozioni, applausi, personaggi di fantasia animati grazie all'estero di centinaia di giovani siciliani e non. Come ogni anno, centinaia di ospiti nazionali e internazionali hanno animato conferenze, panel, masterclass, proiezioni e anteprime di altissimo livello. Itziarri Tugno, l'attrice spagnola interprete dell'ispettore Murillo nella Casa di Carta e di Lisbona in Berlino, è stata una delle più acclamate dai fan della serie TV cult che presto potrebbe tornare in TV, come lei stesso ha fatto intendere. Io credo che esiste la possibilità bastante más adelante. Rocco Siffredi, invece, presto potrebbe calcare i palcoscenici dei teatri. Stavolta tirerò fuori qualcosa di molto personale, molto intimo, però sarà tutto molto reale, però molto leggero. Standing ovation in area movie per l'attore comico siciliano Nino Frassica. Come non sono mai stato raccomandato, porca puttana. Mi dispiace ma non sono stato mai raccomandato, sono piaciuto a qualcuno che mi ha aiutato. Tra gli altri ospiti internazionali, Ross Mullian del Trono di Spade e tra i nazionali Zero Calcare, che ha firmato l'immagine manifesto del Festival Internazionale del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop, ovvero Luigi Pirandello. Tra le chicche di quest'anno, un omaggio di Paperino alla Sicilia. È un'edizione speciale con copertina variante in cui c'è Paperino che guida una 313 formato carretto siciliano e sullo sfondo Etna che ci ricorda chiaramente dove siamo e quindi Catania e Sicilia. L'arte della gioia, il romanzo Scandalo della scrittrice catanese del Novecento, Goliarda Sapienza, in una serie TV diretta da Valeria Golino. La seconda parte al cinema da giovedì 13 giugno. Desiree Ferlito. Fortunata.
In casa c'erano solo i corpi della madre e della sorella. Dopo essere stata presentata al Festival di Cannes, uscirà al cinema giovedì 13 giugno per poi arrivare su Sky la seconda parte di Arte della gioia, la serie TV di Valeria Golino tratta dal libro Scandalo di Goliarda Sapienza, scrittrice catanese ricordata oggi per la sua personalità tenace e complessa, cresciuta in un quartiere difficile della Catania del Novecento. Io sono nata a Catania, ma ci tengo molto perché sono nata a San Berillo, che è un quartiere come fosse qui Trastevere, ma molto più malfamato. L'Arte della gioia, finora mai portato su piccolo o grande schermo, è oggi un qualcosa di fortemente contemporaneo e moderno, in cui la scrittrice prende a piene mani dalla sua biografia. La serie racconta la storia di una ragazzina della Sicilia di inizio Novecento che fin dall'infanzia è disposta a tutto pur di perseguire la sua felicità senza piegarsi mai alle regole di una società oppressiva e patriarcale. Io faccio che tu la mangi! Modesta, interpretata da Tecla Insolia, è nata in una famiglia povera, in una terra ancora più povera, ma animata da un insaziabile desiderio di conoscenza, amore e libertà. Ci sono grandissimi personaggi femminili nella letteratura, ma questo qui è veramente diverso da tutti gli altri. Una serie intrigante e coinvolgente che affronta temi importanti come il cambiamento e la trasformazione, oltre a esplorare l'amore e la sessualità. Adesso un'altra pausa, torniamo tra poco con il calcio e con il Catania che presto ufficializzerà il nuovo tecnico. E veniamo al calcio, il Catania lavora per il nuovo allenatore, l'ufficializzazione attesa addirittura nelle prossime ore con Domenico Toscano. Francesco Triolo. È la settimana decisiva per la panchina del Catania, più passano le ore, i giorni, più l'ipotesi che sarà Mimmo Toscano a sedervi è sempre più alta, nonostante negli ultimi giorni il nome del tecnico calabrese sia stato accostato a diverse società, dal Bari alla Salernitana. Toscano sta discutendo col Cesena per liberarsi dal vincolo che lo lega alla società romagnola appena portata in Serie B. Il Catania è dietro la porta, nonostante le diverse voci, perché il contratto proposte di quelli importanti, ma è soprattutto il progetto ad attrarre uno degli allenatori più vincenti della Serie C. Toscano è una garanzia, un tecnico che cura i particolari, una persona che sa coltivare i rapporti, piace a Grella e piace a Faggiano, che hanno messo tutte le fiche su di lui. I movimenti sotto traccia della società rossazzurra fanno presupporre che l'annuncio possa avvenire entro breve tempo, anche oggi o domani, per mettere a tacere le eventuali interferenze di altre società. Toscano è un tecnico che gioca con la difesa a 3, a volte col trequartista, altre volte con le due punte. Si muove anche il mercato e continuano le voci su Chiarella, gradito alla Lucchese. E vi ricordo, prima di chiudere, l'appuntamento di oggi, di lunedì, con il nostro Focus Sport, in studio Angelo Gagliano, che approfondirà non solo l'argomento legato al Catania che avete appena sentito, ma si occuperà anche di Palermo e Messina. Con questo si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti grazie per l'attenzione, il prossimo telegiornale alle 19.